Oggi giornata nazionale della prevenzione otorino-laringoiatrica. Sono in aumento i casi di tumore al cavo orale, si parla di 12.000 nuovi casi all'anno e la patologia riguarda il 5% dei tumori in Italia. 4 su 5 sono maschi, di età che si aggira tra i 60 e i 70 anni. Per tutta la mattinata sono stati eseguiti screening gratuiti negli ambulatori del San Bassiano. Sì, abbiamo visto una ventina di persone. È logico che abbiamo cercato, con la campagna che avevamo fatto prima, di far venire le persone più a rischio. Ecco, la cosa che avete constatato è che molte volte le persone che si presentano da voi per una visita sono già in stadio avanzato. In tutte le sedi Otorino del Veneto giungono pazienti affetti da tumore del cavo orale e dell'orofaringe in fasi già avanzate, cioè noi parliamo di terzo o quarto stadio. Nei stadi avanzati sono necessari interventi altamente demolitivi e purtroppo la prognosi a distanza di 3 anni non è favorevole, andiamo al 30-40% di sopravvivenza, mentre se noi riuscissimo a vedere i pazienti nei primi stadi della malattia, primo e secondo, a distanza di 3 anni abbiamo l'80-85% di sopravvivenza. Tra le principali cause alcol, fumo, cattiva igiene orale. Questi ultimi 10 anni però ha preso corpo un altro aspetto, un'altra causa che è legata al papillomavirus. Sono pazienti anche più giovani di quello che è normalmente lo standard di manifestazione del tumore, anche se la maggior parte di pazienti in una percentuale da 4 a 1 sono maschi, adesso anche nelle donne un po' di casi in più ce ne sono.